È un percorso tutto a macchie rosa quello che affronteranno dal mezzogiorno di domani i campioni del Giro d'Italia 2020. Rosa i cartelli, rosa i palloncini, rosa anche i fiocchi, magari alternati pure al tricolore. Perché mi piace così ora. Ma lei sa chi vince, chi perde No, oppure? non ho nessuna idea. Perché in fondo così si vive il Giro d'Italia a bordo strada e c'è chi pur di non perdersi la tappa ha già posizionato il camper dopo essere partito dal Piemonte. Oggi più che mai con le limitazioni del Covid. A maggior ragione, a maggior ragione. E poi è una tappa molto sentita. Sentita anche a Farra, uno dei comuni attraversati dalla carovana rosa. Significa una cosa nuova, un giorno di festa. Anche Ma lei se... segue la gara? No. Qui la sicurezza viene affidata anche al volontariato. Abbiamo 80 strade prospicienti al giro, al passaggio del giro interessate, quindi abbiamo circa 160 volontari che ringrazio tantissimo per il grande impegno, quindi controlleremo, vigileremo. E a proposito di sicurezza, a Valdobbiadene non si vogliono sentire scuse sulle regole da tenere lungo il percorso. Ogni 100 metri abbiamo installato questi cartelli alti 2 metri, larghi 1,5 metri quasi, che sia da promemoria, perché le regole sono sempre quelle, il distanziamento e l'uso della mascherina. Valdobbiadene che però oggi pomeriggio ancora non aveva gli addobbi adeguati da traguardo di tappa, in attesa comunque del villaggio rosa pronto per domani. Un'esperienza già vissuta 5 anni fa sotto una pioggia incessante. È sempre non solo una grande festa sportiva, ma è un modo per dare visibilità e risalto in tutta Italia e in 200 paesi al mondo delle nostre bellezze. Che, come 5 anni fa e nonostante le limitazioni del Covid, sono prontissimi ad accogliere la carovana rosa. Pronti per il Giro d'Italia? Certo, siamo qua che vi attendiamo, numerosi dentro i limiti e rispettiamo le regole che ci hanno imposto. Comunque per tutti lo slogan di oggi è Prontissimi!